prima 30 giovani migranti ospitati nella palestra della scuola media Falconeto. L'opposizione chiede al sindaco Giordani un consiglio straordinario e il rispetto della soluzione temporanea prima dell'inizio delle scuole. 36enne di Conegliano arrestato dai carabinieri durante una lite, ha accoltellato la compagna in Trentino dove la coppia si trovava in vacanza. La donna, viva per miracolo, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto. Andava in giro in piena notte a Vicenza armato d'ascia e piccozza. Dopo l'allarme alla polizia, arrestato dalle volanti un 27enne pluripregiudicato. Commozione stamattina a Salzano per il funerale del 33enne ucciso dai cugini moldavi nel condominio di Mestre. Il parroco: difficile accettare una fine così, la famiglia, ci mancherai. Caro carburante, blitz delle fiamme gialle nei distributori del Vicentino, 12 multati per prezzi non conformi e il Codacons Veneto deposita un esposto nelle procure accusando Ministero e benzinai di appropriazione indebita. Da sentinella antiborseggiatori a derubata, scippata del telefono da uno sconosciuto. Monica Poli, anima del gruppo Cittadini Non Distratti, cui video su TikTok sono diventati un fenomeno virale. In arrivo in queste ore in Veneto l'ondata di caldo che porterà nei prossimi giorni picchi di calore fino a 40 gradi in alcune zone, sotto osservazione il Polesine e Verona. Nuovo grido d'allarme per un turismo che a Venezia porta sempre più spesso ad atteggiamenti fuori controllo. L'ultima foto postata sui social indigna la città. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, parliamo dell'emergenza migranti in primo piano. Sono arrivati a Padova i primi 30 giovani stranieri ospitati nella palestra della scuola media Falconeto nel quartiere Forcellini. L'arrivo in tarda mattinata, dovrebbero rimanere per circa 2 settimane. Sono le 13.09 quando in via Dorighello arriva da Marghera il pullman con i primi 30 migranti. Ad accoglierli gli operatori del Consorzio Veneto Insieme, che gestirà la loro permanenza, e i sanitari della Croce Rossa Italiana. È diventata pienamente operativa la scuola media Falconeto con l'arrivo dei primi 30 migranti, 30 giovani che verranno ospitati qui per un tempo che dovrebbe limitarsi alle 2-3 settimane. Sono tutti giovani uomini quelli che scendono dal pullman, i loro volti protetti dagli obiettivi di telecamere e macchine fotografiche dei teleazzurri degli operatori. Qualcuno indossa la mascherina, altri si coprono con dei fogli di carta. Hanno fatto un lungo viaggio, sono stanchi. Il pranzo, arrivato di prima mattina, qui è già pronto. Una permanenza che avrà sempre un'assistenza garantita, spiega uno dei responsabili presenti sul posto. Qui ci sarà sempre un operatore, anche 2 o 3 operatori anche contemporanei, ma sempre comunque la costanza di un operatore, c'è il 24H di controllo. Adesso non so dirvi subito su tutti i turni quanta gente, ma ce ne sarà abbastanza. La palestra è stata attrezzata in poco meno di una giornata dagli operatori della Croce Rossa, come spiega il presidente di Padova, Gianpietro Rupolo. Noi abbiamo nel nostro posto medico avanzato più di 150 letti smontabili, quindi li abbiamo forniti molto volentieri. In questa scuola ne sono installati 40. 35 sono stati installati a Selvazzano e al momento questo è quello che abbiamo fatto. La seconda cosa che ci è stata chiesta e che siamo in grado di fare è di dare una mano in questo periodo di 2 settimane circa, che è stato quello che mi è stato chiesto, di ospitalità temporanea alle cooperative durante la distribuzione dei pasti. E la terza cosa, ci è stato chiesto di fornire un team sanitario per fare una valutazione sanitaria di queste persone che arrivano. Sul fronte sanitario, dal presidente della Croce Rossa, una rassicurazione. È molto difficile che arrivino qui delle persone con dei problemi medici aperti, in particolare di malattie infettive, che è questa la cosa sulla quale a Lampedusa noi come Croce Rossa prestiamo una particolare attenzione. Io ritengo che la parte sanitaria del nostro dispositivo sia sicuramente utile, sicuramente importante, ma mi sento di essere assolutamente, come medico, oltre che come presidente del comitato locale, rassicurante, visto che conosco bene il nostro dispositivo di Lampedusa. I posti predisposti dal Comune di Padova e da quello di Selvazzano Dentro in accordo con la Prefettura sono in totale 80. Nuovi arrivi si attendono per i prossimi giorni.
Se la macchina dell'accoglienza ormai è pienamente operativa, resta molto caldo invece il fronte politico. A Palazzo Moroni Fratelli d'Italia chiede al sindaco Giordani di convocare un consiglio comunale in provincia. La Lega chiede un confronto sulla decisione a Giordani. Presidente. L'attuale sistemazione nell'emergenza è condivisa anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, però è ovvio che un'emergenza non può diventare abitudine e quindi non solo vogliamo che alle parole seguano i fatti, e cioè che le rassicurazioni del sindaco sul fatto che le palestre e le scuole occupate vengano liberate prima dell'inizio dell'anno scolastico si trasformi in realtà, ma anche che venga a riferire in Consiglio per trovare o cercare di trovare maggioranza e minoranza delle soluzioni condivise. Bene la soluzione concordata con la prefettura e l'apertura in emergenza della scuola, ma i padovani non dimenticano la tendopoli e la Prandina, una ferita nel centro città. Per questo la richiesta al sindaco Giordani da parte di Fratelli d'Italia è chiara: si convochi un consiglio comunale. Sul fronte sanitario, sempre da Fratelli d'Italia, arriva la richiesta di una visita ispettiva alla Falconetto. Vorremmo anche che fosse fatta una visita ispettiva da parte dei consiglieri comunali e ovviamente anche dagli assessori che vi vorranno partecipare per verificare di persona le condizioni in cui vengono accolti questi richiedenti asilo. Nella doppia veste di presidente della provincia, Sergio Giordani ha fatto appello ai sindaci per l'accoglienza diffusa, appello respinto con fermezza dalla Lega attraverso il suo segretario provinciale Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco. Noi non abbiamo purtroppo strutture per ospitare queste persone, ma questo non è una cosa nuova, è una cosa risaputa. Sono situazioni e dati oggettivi che possono essere verificati in ogni momento anche dagli organi proposti. Non sono sicuramente le scuse di circostanza, non è la poca sensibilità. Una fuga in avanti, quella di Padova, che potrebbe incrinare gli equilibri in una provincia trazione centrodestra guidata dal centro-sinistra. Per questo dalla Lega arriva la richiesta di un confronto dopo Ferragosto. Continuiamo con la cronaca. Minorenne pakistano al lavoro senza documenti in un laboratorio tessile cinese di Piombino Dese, a scoprirlo gli agenti della federazione. La scoperta nel corso di un controllo di iniziativa in un laboratorio tessile gestito da cinesi che produce capi per una marca italiana d'alta moda, compiuto dagli agenti del reparto sicurezza urbana della polizia locale e della federazione nella zona industriale di Piombino Dese. Al lavoro c'erano una decina di pakistani, tutti regolarmente assunti, tra i quali, nascosto in una stanza chiusa adibita a mensa dell'azienda, un giovanissimo straniero sprovvisto di documenti. Il giovane pakistano, in un inglese stentato, ha dichiarato di essere minorenne e di essere arrivato illegalmente in Italia l'anno scorso. Dopo il fotosegnalamento, il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali del comune di Piombino Dese e accompagnato in una comunità per minori stranieri in provincia di Venezia. I sommozzatori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Trento, aiutati dai Vigili del Fuoco volontari di Dro e dagli operatori del soccorso alpino di Riva del Garda, hanno rinvenuto il corpo di Massimo Pizzoli, il giovane di 25 anni originario di Cerea nel Veronese, scomparso lo scorso 15 di agosto nel fiume Sarca a Dro in Trentino. Dopo 4 giorni di ricerche il corpo del giovane è stato rinvenuto all'interno di un profondo sifone in un'ansa del fiume a qualche centinaio di metri dalla centrale di Fiesse. E ancora cronaca, 36enne di Conegliano, arrestato dai carabinieri, ha accoltellato la compagna in Trentino dove la coppia si trovava in vacanza, la donna viva per miracolo. Prima le grida che si fanno sempre più alte, poi l'urlo e quella lama conficcata nel fianco. In pochi istanti la violenza che squarcia una giornata di vacanza, una violenza che vede ancora una volta una donna come bersaglio. È un ferragosto di sangue quello consumatosi in un appartamento di Arco, località di villeggiatura in Trentino. In carcere ora c'è un 36enne di Conegliano. In ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita, la compagna coetanea. Ricoverata in ospedale a Rovereto, operata nelle scorse ore. Se la caverà. Salvatasi per essere riuscita a chiedere aiuto allertando i carabinieri nella serata di martedì. Erano arrivati da qualche giorno nell'appartamento preso in affitto per la vacanza.
Probabilmente tensioni già in atto. Tutto questo è al vaglio degli investigatori della Procura di Rovereto, che sta cercando di approfondire la dinamica dell'aggressione e i motivi della lite. Sta di fatto che il diverbio quel giorno degenera e il 36enne arriva a impugnare un coltello, ferendo la donna al fianco. Momenti terribili nei quali, pur sanguinante, la compagna riesce a scappare e chiedere aiuto, facendo allertare i militari dell'Arma della stazione di Arco, che arrivano poco dopo bloccando l'uomo, mentre nella zona restano tutti sotto shock per la violenza. In una regione, il Trentino Alto Adige, già sconvolta dai femminicidi di Mara Fait, uccisa il 28 luglio a Noriglio con un colpo di accetta in testa dal vicino di casa albanese, di Iris Setti, massacrata a pugni e sassate da un senza tetto nigeriano in un parco di Rovereto il 5 agosto, e di Selin Frey Mazzol, trucidata e coltellata dall'ex fidanzato turco sabato notte a Silandro. Una lunghissima scia di sangue che almeno stavolta nella tranquilla località di Arco non ha visto l'esito peggiore. La Procura di Rovigo ha chiesto la convalida dell'arresto del cittadino marocchino che nella giornata di Ferragosto aveva coltellato in più parti del corpo l'ex moglie aggredendola nel parcheggio delle biciclette della stazione di Rovigo. Per l'uomo è stata anche chiesta la custodia cautelare in carcere. Le ipotesi di reato contestate sono tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, minaccia grave ad un uomo che aveva cercato di intervenire e difendere la vittima. L'indagato aveva anche violato il divieto di avvicinamento alla donna. Ed ora a Venezia 2 persone sono state arrestate per tentato omicidio nei confronti del militare di Aviano che si trovava a Rialto lo scorso luglio. Tentato omicidio. Con questa accusa gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di polizia San Marco hanno arrestato 2 giovani di 24 e 21 anni di nazionalità kosovara e albanese per l'aggressione con coltello avvenuta il 2 luglio scorso nella zona di Rialto. Li hanno individuati stanotte alle 2 al Lido, nei pressi del lungomare Marconi. La vittima dell'accoltellamento era un militare americano della base di Aviano, colpito alla schiena durante una lite e poi portato all'ospedale con un polmone perforato. Un altro invece era stato pestato a sangue. Entrambi si sono salvati. L'aggressione era nata al culmine di un diverbio che ha visto contrapposti 3 militari statunitensi e un gruppo di persone, compresi i 2 arrestati. Solo grazie all'intervento dei colleghi i 2 aggrediti erano riusciti a mettersi in salvo. Le indagini seguenti avevano portato all'identificazione dei 2 aggressori, tra cui quello che è considerato l'esecutore materiale del tentato omicidio, ed era scattata subito una denuncia con la richiesta all'autorità giudiziaria dell'applicazione dei 2 provvedimenti cautelari. Sulla base delle prove raccolte, il 10 agosto il giudice ha emesso l'ordinanza di custodia nel carcere di Santa Maria Maggiore. Poesia e musica composta dalla mamma nel giorno dei funerali di Lorenzo Nardelli, l'autista 32enne ucciso nell'ascensore di un condominio mestrino. Un ragazzo fragile, assettato di vita, amante della montagna e del mare. Con queste parole è stato ricordato Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto la scorsa settimana nell'ascensore di un condominio mestrino. Stamane, durante la cerimonia funebre officiata da Don Giulio Zanotto nella chiesa arcipretale di Salzano. Vogliamo ricordare Lorenzo come un giovane assettato di vita, una passione di vita che si manifestava con la passione per il mare, per il lavoro, per la montagna, per le sue amicizie. Un giovane Lorenzo che portava dentro di sé, come tutti noi, anche lui, le sue fragilità. E malgrado i suoi sforzi anche delle persone che gli volevano tanto bene, faceva fatica a dire queste fragilità. E forse per questo Lorenzo era amatissimo, come figlio, come fratello e come amico. Difficile accettare una morte così per mamma Adriana, papà Flavio, la sorella Laura, le zie e gli zii che si fanno forza gli uni con gli altri per accompagnare Lorenzo. Sono parole ispirate alla poesia 10 agosto che il Pascoli dedicò al padre ucciso, quelle lette da zia Elena per dirgli addio. Ci mancherai. Ci mancherà la tua voce roca, il tuo sorriso timido e insicuro. Il tuo sguardo azzurro e trasparente, che vogliamo ricordare così, perso a fissare l'orizzonte e il blu del mare, dall'alto della tua torretta di avvistamento.
A riecheggiare in chiesa le note del brano che mamma Adriana ha composto per il suo Lorenzo non appena appreso della sua morte. Poi il suono delle campane e l'applauso della comunità. Ci spostiamo ora a Vicenza. Andava in giro in piena notte armato d'ascia e di piccozza, arrestato dalla polizia un pluripregiudicato straniero. Intanto il sindaco Giacomo Possamai interviene sul tema sicurezza, esprimendo la volontà di chiedere al prefetto di dedicare uno specifico comitato per l'ordine e la sicurezza per la zona del Quadrilatero. Necessaria un'azione coordinata tra comune, prefettura e forze dell'ordine per la sicurezza e rilancio del quartiere. Girava alle 3 di notte in piazzale Bologna a Vicenza. Un 27enne cittadino nigeriano senza fissa dimora si aggirava con fare sospetto nei pressi dei condomini e delle attività commerciali davanti al parcheggio pubblico della zona. Così un equipaggio della squadra volanti ha fermato l'uomo trovandolo in possesso di un'ascia lunga 38 cm di una piccozza che gli fuoriuscivano dalla cintola dei pantaloni. Gli agenti nel corso della perquisizione gli hanno anche trovato addosso una carta di identità e una carta di credito provento di un furto denunciato il 16 agosto. L'uomo, con a carico numerosi precedenti penali nei confronti del quale erano già state attivate le procedure per il rimpatrio, poi interrotte dalla concessione dello status di rifugiato politico, è stato denunciato per ricettazione, porto abusivo di armi e inottemperanza dell'ordine del questore, nonché dichiarato in arresto per indebito utilizzo di carta di credito. Ed ora invece parliamo dei prezzi dei carburanti. Si intensifica l'attività di controllo delle fiamme gialle in tutta la provincia vicentina, soprattutto nel periodo estivo. Tra i distributori controllati sono stati multati 12 distributori per un totale di 50.000 euro. Distributori nel mirino della Guardia di Finanza, che ha intensificato i controlli nel periodo estivo in tutta la provincia di Vicenza, da Valdagno a Montecchio Maggiore a Sossano, solo per citare alcune tra le località interessate dai controlli dei prezzi della benzina praticati negli impianti, effettuati sia lungo le autostrade che corrono nel territorio iberico che sulle strade comunali e provinciali, finalizzati al contrasto di condotte commerciali scorrette. In tutto sono risultati 12 distributori con irregolarità e 50.000 euro le sanzioni. Nelle verifiche sono emerse inadeguatezze nell'esposizione della cartellonistica, con l'indicazione della media dei prezzi di riferimento regionale, la mancata corrispondenza tra i prezzi medi esposti e quelli pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violazioni in ordine all'applicazione di un prezzo di vendita dei prodotti commercializzati più alto rispetto a quello comunicato al portale Osserva Prezzi. Abbiamo fatto una serie di controlli, 22 per la precisione, su tutto il territorio della provincia, sia sulla rete stradale che autostradale. In 12 casi abbiamo rilevato delle violazioni che vanno dalla esposizione del prezzo medio del carburante alla difformità tra il prezzo praticato alla colonna e rispetto a quello o pubblicizzato sulla strada o quello comunicato all'osservatorio prezzi a Roma. Difformità è che purtroppo il prezzo alla colonnina era superiore a quello comunicato o pubblicizzato lungo la strada, ovvero comunicato all'osservatorio prezzi, quindi un maggior costo per i contribuenti che si affacciavano a quel distributore. I controlli hanno interessato, oltre ai distributori di carburanti, anche i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa. Un'altra attività che svolgiamo sempre su tutto il territorio è anche il controllo delle autocisterne lungo le vie. Infatti sono stati superiori ai 100 i controlli fatti sulla documentazione e sulla regolare trasporto delle merci della benzina. E continuiamo a parlare della benzina alle stelle, con controlli da parte della Guardia di Finanza anche a Treviso, mentre il Codacons deposita una denuncia in tutte le procure del Veneto. Nel mirino il Ministero e i distributori. I gestori però non ci stanno, sono sempre le accise a fare la differenza, dicono. La gente che va a lavorare, diciamo che si trova un po'
spiazzata certe volte. Quando si riesce meglio a spostarsi con comunque mezzi pubblici o comunque in bicicletta o a piedi. Sono rassegnato. L'umore davanti alle pompe di benzina resta nero e dopo 2 settimane di rincari costanti non potrebbe essere altrimenti. Evoluzioni sulle quali vigila la Guardia di Finanza con le stesse fiamme gialle trevigiane che hanno intensificato i controlli sul fronte della trasparenza dei prezzi, anche se i bilanci ufficiali con le eventuali irregolarità riscontrate si faranno a fine mese. A infiammare il clima già rovente il Codacons, che in tutte le procure venete ha presentato una denuncia contro il Ministero dell'Economia per appropriazione indebita e speculazione d'aggiotaggio, con diffida a congelare gli oltre 2 miliardi di euro di accise incamerati nell'ultima settimana. Una vergogna che lo Stato faccia cassa coi rincari, attaccano i consumatori, nel mirino anche quei grossisti e distributori che stanno speculando, ma gli addetti del settore non ci stanno. Ci sentiamo ancora bersagli perché non capiamo perché continuano a controllare solo i gestori mentre dovrebbero controllare anche molte altre cose. Proprio possiamo dire che da quel che mi risulta i controlli alla fine, tutte queste irregolarità sono irregolarità che non toccano minimamente né la concorrenza né i prezzi né altro. Su 100 euro di acquisto di carburante fatto da noi in Italia, il gestore normalmente ha un guadagno lordo, mi raccomando lordo, di 2 euro. Anzi, dai dati di Artigianato Trevigiano emerge come nella Marca il gasolio costi mediamente 5 millesimi di euro in meno rispetto alla media nazionale, 9 per la benzina. Il problema semmai è un altro ed è sempre lo stesso. I prezzi sono alti, sappiamo tutti che è per merito delle accise, merito per modo di dire. Se noi guardiamo i dati europei, l'Italia è da anni che noi il prezzo netto delle tasse è inferiore a Germania, Austria, Francia. Oggi come oggi il prezzo in Italia netto delle tasse è 5 centesimi meno di quello in Germania. Quindi non è che siamo evasori, speculatori o altro, semplicemente applichiamo la legge del mercato. Mercato no, i consumatori escogitano vie alternative più o meno percorribili. L'unica cosa secondo me è comprare una macchina GPL e andare a gas, non a metano perché hanno aumentato anche il metano, quindi andare a gas, oppure andare a vivere a Livigno dove costa metà. Monica Poli, famosa per la sua battaglia contro le borseggiatrici a Venezia, è stata derubata del cellulare. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Proprio lei che con il suo grido inconfondibile, preso d'esempio anche da altri paesi europei per segnalare la presenza di borseggiatori e borseggiatrici a Venezia, questa volta è stata derubata. Monica Poli, veterana del gruppo Cittadini Non Distratti, si è trovata senza il suo smartphone giovedì pomeriggio. Tutto è accaduto in un attimo nella zona di Piazzale Roma, uno dei punti nevralgici in cui Monica e altri volontari solitamente agiscono, inchiodando chi approfitta dell'interscambio decisamente affollato tra bus, tram e vaporetti per colpire soprattutto i turisti. In un istante di distrazione le hanno così rubato il cellulare, sotto lo sguardo sembrerebbe di un testimone, facendo perdere poi le proprie tracce. Nessuna dichiarazione al momento da parte della donna, che da qualche giorno non pubblica video nella pagina ufficiale del gruppo. Che possa trattarsi di una sorta di vendetta o meno nei suoi confronti, al momento non è dato sapersi. Lei e gli altri membri del gruppo però continueranno nella loro attività. L'estate non è finita, sta arrivando in queste ore anche in Veneto una tempesta di caldo, allerta alta, si tratta della terza grande ondata di calore e di quest'estate 2023 si potrebbero toccare anche i 38 gradi. E io prego a Dio che ce la faccio, e però bisogna superarlo aiutandoti a prendere delle cose che ti fanno bene. Ogni anno sarà peggio per i vecchietti. Qua si suda e le fatica allarmanti, per l'età che avevamo è pesante, sto caldo. Non c'è poi da dare numeri, però è difficile andare avanti. È già stata ribattezzata Heat Storm, tradotto tempesta di caldo, la nuova ondata di alte temperature in arrivo proprio in queste ore in Veneto. Fino alla metà almeno della prossima settimana ci sarà da boccheggiare. Tra domenica e mercoledì le massime potranno arrivare a 36 gradi in tutta la pianura marca compresa, con punte fino a 37-38 soprattutto tra Polesine e Veronese, oltre 40 i gradi percepiti. Le minime tra i 23 e i 25, quindi nessun refrigerio nelle ore notturne. Gli
Il caldo intenso si farà sentire anche in quota, lo zero termico a Ferragosto attorno ai 4.000 metri salirà a 5.000, un'anomalia termica per la stagione come evidenziato dall'ultimo bollettino ARPAV che parla espressamente di terza ondata di calore per quest'estate 2023 con 6-8 gradi sopra la media del periodo. A Cortina d'Ampezzo la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 30 gradi, sotto stress termico anche la Marmolada, in vetta valori massimi prossimi ai 15 gradi, una situazione molto delicata per lo stato di salute del ghiacciaio, dicono gli esperti. Il giorno della tragedia, nel luglio 2022, si toccarono i 12 a quota 3.343. I disagi maggiori per le fasce più fragili, ma anche per chi lavora. Lavoro in azienda che fa armamenti ferroviari. E quindi insomma il caldo si percepisce. Esatto. Dobbiamo bere sempre, bisogna idratarsi bene durante la giornata e cercare riparo quando le temperature si fanno veramente alte. Ho lavorato già 8 ore, adesso vado a un altro lavoro. Mamma mia, e col caldo è difficile. Sì, bevo l'acqua e basta. Va decisamente meglio per chi è in vacanza e si gode Treviso da Calmaggiore. Noi siamo qui in visita, siamo di Melbourne dove c'è inverno in questo momento, quindi ci fa molto piacere goderci questo caldo perché chi abita qui non lo apprezza come dovrebbe apprezzarlo. Io adoro il caldo. L'unica cosa che si può fare è andare al mare, almeno lì sta in acqua. E quindi lei dove va? A Jesolo, a Cortellazzo precisamente. Va bene così, no? Se va al mare. Very hot here in Italy. Very, very hot in Italy today. Where are you from? I'm from England. Do you like Treviso? My favorite place in the whole world. It's amazing. Nuovo grido d'allarme per un turismo che a Venezia sempre più spesso porta ad atteggiamenti fuori controllo. L'ultima foto postata sui social indigna la città. L'ultimo sfregio al decoro e al senso etico di Venezia. Una coppia di turisti si vede sdraiata in questi giorni di calda estate sopra una delle tombe del cimitero monumentale di San Michele in Isola a Venezia. La foto, portata sui social qualche giorno fa, è diventata virale in poche ore e ha sollevato indignazione e un grido d'allarme, l'ennesimo, rispetto a un turismo a volte sempre più fuori controllo in città. A riprendere l'attenzione su questo delicato tema è stata Petra Reschi, giornalista e scrittrice tedesca, ma veneziana d'adozione, candidata anche alle ultime elezioni amministrative per la lista civica Terra e Acqua di Marco Gasparinetti in consiglio comunale a Cafarsetti. Ero scioccata di vedere questa immagine dei turisti sdraiati sulle tombe di San Michele, perché questo dimostra che non c'è più neanche un limite etico in questo turismo come viene praticato qui a Venezia. Non c'è più rispetto, non c'è più nessuna regola. Ovviamente non si può neanche criticare questi turisti. Per la scrittrice le responsabilità sono evidenti e a suo giudizio ricadono solo in minima parte sui turisti. Così sfoga la sua rabbia, ma l'intervento è soprattutto destinato a riaprire un urgente dibattito in città. L'immagine che viene dato da Venezia, da parte del comune, di tutti questi che hanno gestito Venezia e il turismo a Venezia, è quello di un parco gioco dove gli ultimi veneziani sono solo ostacoli da eliminare, e questo è ovviamente adesso l'effetto che un turista gli pare di trovarsi in questo parco gioco e si sdraia anche sulle tombe. Mi sembra completamente normale. Dunque ringraziamo a tutti quanti che hanno gestito Venezia fino ad oggi. Una deriva che dunque probabilmente parte da molto lontano. Arriverà un segnale? Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 19 agosto. Sul Veneto tempo stabile con cielo in prevalenza soleggiato, ad eccezione di qualche passaggio di sottili velature. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime stazionarie comprese tra i 18 e i 23 gradi, massime in aumento con valori sopra la media del periodo tra i 31 e i 35 gradi.
Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Possibilità di annuvolamenti più consistenti nelle zone montane nelle ore più calde della giornata. Venti a regime di brezza. Temperature minime tra i 20 e i 23 gradi, massimi in lieve aumento, comprese tra i 32 e i 33 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo terso e molto soleggiato con temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime comprese tra i 34 e i 38 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.